Eccoci qua, buonasera a tutti. Allora, oggi fa davvero caldo, non so dove siete voi, ma qui in Gallura c'è davvero molto caldo. Allora, come sempre, adesso lasciate fare qualche controllo, così verifico che è tutto a posto. Adesso nel frattempo il software invia gli inviti e gli avvisi come è iniziata la diretta, quindi adesso arriveranno gli avvisi nei telefoni, su Facebook e su YouTube. Generalmente ci mette anche qualche minuto, infatti a me non è arrivato nulla ancora. Sì. Ok, allora, scrivetemi mano a mano che vi state collegando se è tutto ok, se mi sentite bene, se si vede bene, così sono più tranquillo. Oggi un argomento, Mirko, qui si sente bene, perfetto Mirko, ti ringrazio molto. Allora, stasera un argomento bellissimo, eccezionale, l'aspettavo da tanto, questo argomento qua. Finalmente con l'ultima diretta chiudiamo l'argomento, nell'arco di questi mesi siamo passati dalla Gianfranco a Sassari si muore, allora mi sa che siamo lì uguale, non solo a temperatura ma è molto molto caldo. Quindi durante l'arco di questi mesi siamo passati dalla navigazione antica con Stefano Medas, poi abbiamo avuto adesso non mi vengono in mente tutti i nomi perché ne abbiamo fatte talmente tante, abbiamo avuto Pascal Arnaud, quindi che poi ha parlato della navigazione vicino lungo le coste, poi Diego Serra, tantissimi altri che adesso non ricordo, ma sono tantissimi. Quindi abbiamo parlato di Nuraghi, Domus de Janas. Oggi finalmente parliamo di un sito eccezionale e vi mando avanti l'ospite di questa sera. Ecco qua, allora con noi stasera la professoressa di preistoria dell'Università di Sassari, Maria Grazia Melis. Buonasera professoressa. Buonasera, buonasera a tutti, ben trovati. Allora, stasera è un argomento splendido, però che crea anche tante polemiche, perché ogni volta che noi, per esempio, pubblichiamo qualcosa che ha a che fare con questo sito, c'è sempre sotto polemiche a non finire sulla sua origine, chi l'ha costruito, sulla datazione, insomma, su di tutto. Quindi, finalmente, stasera togliamo qualche dubbio a qualcuno. Allora, le locandine avete visto, quindi parleremo di Monte d'Accundi. Non pensate di chissà quale altro sito. Monte d'Accundi. Ok, perfetto. Allora, vi chiedo cortesemente, mano a mano che vi state collegando, di condividere la diretta. Quindi condividete per favore la diretta nei vostri profili, in qualche gruppo Facebook che magari seguite spesso, così più siamo, meglio è. E diffondiamo queste informazioni, così la piantiamo con certe stupidaggini, perché davvero alcune cose non si possono sentire. Ho ricevuto in questi giorni molti messaggi, finalmente sappiamo la verità, e stasera abbiamo forse la più grande esperta di questo monumento, quindi sì, è così. Allora, nel frattempo che vi state collegando, noi ci guardiamo la sigla, poi torniamo qua subito in diretta. Nel frattempo condividete questa diretta qua nei vostri profili e nei gruppi. Nel frattempo, professoressa, si guardi la sigla, perché c'è anche Monte d'Accundi. Sì, c'è. Sì.
Eccoci qua, siamo tornati in diretta, siamo con la professoressa di preistoria Maria Grazia Melis dell'Università di Sassari, che ringraziamo per essere qui con noi. L'argomento è splendido, parleremo di Monte d'Accoddi, con la professoressa entreremo in diversi dettagli, ci spiegherà un po' il monumento, il sito, reperti, insomma un argomento davvero interessante. Vi chiedo di condividere nuovamente la diretta, chi ancora non l'ha fatto, condividete anche in qualche gruppo. Vi ricordo che questa è l'ultima diretta di questa stagione, quindi con questa di oggi, di questa sera, chiudiamo qua. Abbiamo già terminato con le altre anche attività del venerdì. Quindi noi, se Dio vuole, poi ci rivedremo in autunno. Quindi godetevi poi le vacanze, l'estate, noi ci ritroveremo lì più o meno nel periodo quando inizieranno le scuole, inizieremo anche noi. Benissimo, allora, argomento bellissimo, pieno anche di polemiche, professoressa, come lei sa benissimo. Oggi, insomma, qualche dubbio lo leveremo. Allora, se lei vuole condividere il PowerPoint. Allora, vediamo, durante le prove è andato tutto bene, vediamo un Sì, po' se riusciamo sì. a farlo anche oggi. Ditemi se lo vedete. Eccolo qua, allora, adesso sta arrivando. Eccolo qui, sì, ce l'abbiamo. Perfetto. Allora, ci sono saluti, buonasera e grazie per questa puntata. Raffaella, grazie a te, Raffaella. Vincenzo, saluti da Trani, quindi dalla Puglia. Grazie di essere qui con noi. Siddi, buonasera a tutti. Siddi, scrivimi se sei di Sassari. Questo è un tipico cognome sassarese, vediamo un po' se ci indovino. E le altre volte, professoressa, abbiamo avuto anche, vediamo un po' se ci sono le persone da Malta, poi anche altre persone dal nord Europa, quindi vediamo un po'. Allora, Monte d'Accoddi, icona della preistoria sarda. Io le lascio la parola, non vedo l'ora di ascoltarla. Benissimo, allora grazie, sono molto contenta di essere qui con voi virtualmente. Parlare di Monte d'Accoddi per me è sempre un piacere, quindi non so dire di no. Il titolo, partiamo dal titolo, Icona della preistoria sarda. Abbiamo parlato di polemiche, io speravo che le polemiche ormai fossero superate, anzi le polemiche non dovrebbero esistere, stiamo parlando di scienza e di conoscenza. E quindi credo che a proposito questo titolo sia centrato, icona della preistoria sarda contro eventuali ipotesi alternative che ormai secondo la comunità scientifica sono superate. Innanzitutto un po' di storia delle ricerche. Io ho iniziato a occuparmi di Monte d'Accoddi quando ero ancora molto giovane, facevo il dottorato con il professor Contu, che come tutti sanno fu lo scopritore e colui che fece le prime campagne di scavo tra il 1952 e il 1959. Seguirono poi un'altra stagione di importanti ricerche da parte dell'Università di Genova sotto la guida del professor Tinè, che fece delle ulteriori grandi scoperte e che portarono al restauro del monumento. Il restauro sì è stato oggetto di polemiche, e al convegno internazionale che si svolse a Sassari nel 1990, dedicato al Tempio Rosso di Monte d'Accoddi e alla cultura di Ozieri. Gli atti furono pubblicati nel 92. Dopo questo periodo continuarono altri interventi un po' più sporadici e non sotto l'egida di un programma unitario. Ecco. Per entrare nell'argomento, io inizierei a parlare della funzione. Si tratta di un'architettura unica nel Mediterraneo. E il professor Contu fu il primo a chiedersi quale potesse essere la sua funzione. Oggi noi tutti sappiamo che si tratta di un santuario, vedremo
quali sono le ragioni per le quali facciamo questa ipotesi. Partiamo dall'ubicazione. Il pallino rosso è, vedete il mouse? Se non lo vedete non importa, comunque il Sì, pallino sì, al sì, sì, centro. si vede. Benissimo, indica la posizione del monumento che si trova in una zona subpianeggiante nei pressi di un corso d'acqua, il Rio di Ottava. Questo è l'andamento del corso d'acqua. Quindi, secondo un modello insediativo che era molto frequente nella Sardegna del IV millennio. Intorno ho posizionato le principali Domus Deianas o necropoli a Domus Deianas, che come vedete sono tantissime. E tra l'altro adesso le ricerche sono riprese, le ricerche territoriali, e hanno messo in evidenza una frequentazione capillare. Questo non solo perché intorno ad un monumento di così grande rilievo, in realtà la mia esperienza mi dice che ogni ricerca sistematica in Sardegna porta risultati, risultati che spesso non sono tangibili da un punto di vista monumentale, ma segnati dalla presenza di materiali, spesso industrialitica, oppure altri reperti. Quindi il monumento si trova in un'area di intensa frequentazione umana. Alcuni elementi che esulano da una funzione domestica, abitativa. Abbiamo questa lastra che il professor Contu chiamava stele, con una piccola lastra, non grandissima, con una serie di incisioni a reticolo che fu rinvenuta in questa posizione C, quindi presso all'angolo sud-est, e forse era pertinente ad una frequentazione sporadica del bronzo antico e alla sepoltura di Faces Bonnanaro che il professore rinvenne. Abbiamo poi il cosiddetto onfalos, cioè una pietra sferoidale con la superficie interamente interessata da piccole coppelle, secondo è un dato che si ritrova abbastanza spesso nella Sardegna, in particolare anche nell'Ogliastra, per esempio. Il monolite fu rinvenuto in realtà in una posizione diversa da quella che si trova, quella attuale. Attualmente si trova quasi alla base della rampa, invece fu rinvenuto più a nord-est, in un terreno della bonifica Etfas, che vedete che è ricchissimo ancora di materiali. Abbiamo poi una vaschetta litica che aveva importanti tracce d'ocra, sempre nel terreno dell'Etfas. Il menhir A in calcare e il menhir in arenaria, e ancora un vasetto miniaturistico, la cui foggia ricorda vasi a collo di dimensioni normali, ma che oltre alla dimensione miniaturistica ha questa peculiarità della imboccatura chiusa da un diaframma forato, quindi un vaso che rimanda a gesti rituali, di cui non possiamo dire altro evidentemente, ma che arricchiscono il quadro simbolico del santuario. Le statuine purtroppo tutte frammentarie, appartengono a tre momenti cronologici diversi. La più antica è questa di sinistra, è un frammento di statuina in terracotta, seduta, che potrebbe appartenere al primo momento di frequentazione del monumento, che risale alla seconda metà del V millennio. Poi abbiamo la gran parte delle altre statuine in marmo che appartengono
al gruppo delle statuine a placca traforata che si colloca nella seconda metà del quarto millennio avanti Cristo, quindi nel Neolitico antico. E poi un'ultima statuina, di nuovo in terracotta, questa in basso a destra, che fu rinvenuta nella capanna cosiddetta dello Stregone e che quindi è ben collocata cronologicamente e culturalmente nell'ambito della Facies di Abealzu, quindi siamo nella seconda metà del terzo millennio avanti Cristo. Ancora abbiamo le stele, una probabilmente più antica, un frammento di una testa di una stele che è un unicum da un punto di vista della forma, mentre il motivo delle spirali, come forse saprete, ricorre nella ceramica di Facies Ozieri ed è anche un motivo che si ritrova nelle Domus Deianas. La seconda stele è invece più recente. Vi ritroviamo un altro motivo antropomorfo, però di tipo filiforme, con una grande testa, i seni, quindi si tratta di una figura femminile e il corpo e gli arti rappresentati secondo lo schema filiforme. Ecco, questo tipo di rappresentazioni iniziano nella seconda metà del quarto millennio, ma proseguono anche nel terzo. Ancora, gli altari. L'altare più grande, che tutti conoscete, che ha questi caratteristici fori passanti con andamento L, vedete in sezione, che il professor Kuntu inizialmente pensò potesse essere la lastra superiore di un dolmen. Poi scavando al di sotto scoprì un inghiottitoio naturale, ma non la tomba. Si tratta quindi di un altare e secondo il Kuntu questi fori potevano essere funzionali a rituali che implicavano sacrifici di animali che quindi venivano legati con delle corde a questi fori. Si tratta di un'ipotesi che naturalmente non ha dei supporti, purtroppo non possiamo aggiungere altro. Un altro altare più piccolo, sempre sul lato orientale del monumento, era un po' più prossimo alla rampa. E parliamo di cronologia, ma prima di parlare di cronologia, due parole sul nome stesso, Monte d'Accoddi, e sull'ipotesi più convincente, che è quella dello stesso professor Contu, che derivi da Monte de Code, la denominazione catastale più antica, cioè Monte delle Pietre, perché quello doveva essere l'aspetto del monumento in rovina. E Monton della Piedra è nominato nel Contaghe di San Michele di Salvennor nel 1600. Per quanto riguarda la cronologia, ora diciamo che i dati sono stati riorganizzati, risistemati e rielaborati e quindi abbiamo qualche certezza. Innanzitutto sulla prima fase di frequentazione dell'area, prima ancora che il monumento venisse edificato, risale alla seconda metà del quinto millennio e questa ipotesi è confermata dal rinvenimento di materiali della Facies di San Ciriaco del Neolitico recente e ora supportata anche da delle datazioni a radiocarbonio. Il Neolitico finale, cioè la prima metà del quarto millennio, è sicuramente la fase meglio attestata ed è quella durante la quale fu costruito il primo monumento. Così come ben attestata la prima fase del Neolitico antico, in cui si sviluppa la seconda fase dell'Ozieri, l'Ozieri secondo, che precedentemente chiamavamo Subozzieri, quando si pensava che i ritrovamenti dell'insegnamento di Sugoddu
che ha mostrato le prime emergenze fossero un attardamento della facies di Ozieri, ma ormai le numerose datazioni che abbracciano circa 500 anni ci portano ci hanno portato a riflettere e a non considerare più questa fase come un epifenomeno, ma proprio come una fase a sé stante. Dopo l'edificazione del secondo monumento, il santuario continua ad essere frequentato in maniera continuativa per tutto il Neolitico, quindi per tutto il terzo millennio, quindi sino agli ultimi secoli del millennio, quando poi subentra il bronzo antico e cessa la frequentazione, diciamo, continuativa e inizia quella sporadica a partire da una sepoltura, quindi anche un cambiamento di funzione del monumento, una sepoltura della facies di Bonnannaro e dai materiali frequentazioni sempre più sporadiche in altri momenti dell'età nuragica e in varie fasi storiche, sino all'occupazione militare che, ahimè, distrusse irrimediabilmente, come potete vedere qui nella fotogrammetria, distrusse irrimediabilmente la sommità del monumento, la zona tratteggiata indica la struttura militare. Iniziamo con i materiali più antichi. Abbiamo un frammento di anellone litico in scisto che fu rinvenuto nella trincea nona. Questa suddivisione che pubblicò il Contu, che avrete visto molte volte, rappresenta la suddivisione in trincee dello scavo del professore. Ogni trincea poi spesso quasi sempre veniva divisa in due settori che potevano essere nord-sud o est-ovest a seconda del lato rispetto al monumento stesso. E per ogni trincea, ogni settore, i materiali furono registrati in maniera molto regolare e ordinata dal professore per livelli che andavano da 1 a 10, generalmente si raggiungeva all'8º livello, in qualche caso il 10º. Ora si tratta di uno scavo che fu effettuato per livelli, quindi l'affidabilità stratigrafica non sempre è attendibile, anche perché trattandosi di un insediamento all'aperto ripetutamente utilizzato, i riutilizzi e le azioni degli animali e meteorologiche hanno un po' condizionato l'integrità del deposito. Gli anelloni litici sono generalmente attribuiti prevalentemente alle fasi antiche e medie del Neolitico, e per questo motivo anche quello di Monte d'Accodi fu inizialmente attribuito a questo periodo. Questa datazione però non mi ha mai convinta, perché sarebbe stata una frequentazione del tutto isolata di un insediamento che inizia ad essere frequentato dalla seconda metà del V millennio. E allora, per cercare di far luce, ho approfondito l'argomento partendo dalle pubblicazioni più recenti, come questa del 2021, che ha analizzato in una opera, diciamo, di ampio respiro, ma anche se non diciamo non precisissima nei dettagli, perché chiaramente non si può conoscere nel dettaglio le singole specificità regionali, e mettendo in evidenza che questi anelloni, che sono conosciuti in un'area geografica euroasiatica vastissima, sono prevalentemente prodotti nelle fasi antiche e medie del Neolitico, ma non solo, come vedremo.
Questa è la tipologia elaborata nel 77 da Giuseppe Attanda. Il nostro anellone si colloca nel tipo AB2, che in uno studio della Ribero è attestato in Italia in pochi altri siti che però hanno una cronologia abbastanza ampia tra il Neolitico antico e il Neolitico recente. Quindi questo significa che il tipo non è indicativo, la forma e la tipologia non è indicativa ai fini cronologici. Per avere qualche informazione in più ho esaminato i contesti di riferimento e le fasi di frequentazione dei siti, perché quasi mai gli anelloni sardi provengono da riferimenti stratigrafici precisi. E quindi osserviamo che solo in un caso abbiamo un riferimento certo ed è quello della grotta di Filiestru, dove un anellone proviene appunto da un livello del Neolitico antico finale. Abbiamo poi altri siti, più o meno un quarto dei rinvenimenti, che hanno fasi di frequentazioni che iniziano nel Neolitico antico e poi però comprendono anche fasi più recenti, sino all'Eneolitico addirittura. Poi alcuni ritrovamenti sono totalmente privi di indicazioni culturali e infine va evidenziato come un'altra buona percentuale di manufatti proviene da siti che hanno una frequentazione che inizia nel Neolitico medio, quindi esclude il Neolitico antico, e addirittura altri siti che provengono, altri siti che hanno una frequentazione a partire dal Neolitico recente. Quindi diciamo che questa datazione al Neolitico antico e medio comincia a vacillare. Per approfondire l'argomento ho ritenuto opportuno estendere la ricerca alla Corsica, che come avremo modo di vedere anche dopo, condivide con la Sardegna dei momenti di grande interazione culturale, in particolare nel V millennio, secondo una tradizione che è iniziata già nel Neolitico antico, che è legata alla circolazione della ossidiana e della secce sarda in Sardegna. Qui abbiamo alcuni esempi. La maggior parte degli anelloni dei corsi sono proprio del tipo abbracciale, però abbiamo anche gli esempi più simili a quello di Monte d'Accodi, come questo di Castidaccio, che però è stato riciclato come un pendente e riadattato in un contesto del bronzo finale. Per quanto riguarda le datazioni degli anelloni corsi, la maggior parte di essi si colloca nel Neolitico medio secondo locale e in particolare nel cosiddetto stile di presa, che mostra delle forti affinità con il nostro San Ciriaco. In misura minore li ritroviamo nel Neolitico recente e infine ancora meno nel Terrignien. Tutte queste informazioni ci portano a formulare l'ipotesi che il nostro anellone possa essere riferibile alla facies di San Ciriaco e quindi alla prima fase di frequentazione del monumento, come dicevo prima, attestata dai materiali e come vedremo dalle datazioni. In questo quadro cronologico abbiamo anche le prime datazioni che furono pubblicate da Sant'Ottinè e che si riferivano alle fasi del primo monumento e del secondo monumento. Ora abbiamo a disposizione ben 21 datazioni. Ho pubblicato nel 2023 altre 16 datazioni e in questa tavola le ritroviamo tutte, e in particolare ne abbiamo una che data la prima fase, compresa tra 4238 e 3978, quindi siamo in un momento avanzato del San Ciriaco.
È molto ben attestato il Neolitico finale, durante il quale fu eretto il monumento antico. Ben attestata anche una fase di transizione tra il Neolitico e l'Eneolitico, che testimonia la transizione graduale tra il Neolitico e l'età del rame. Quindi abbiamo le datazioni dell'Ozieri II, del Neolitico antico, durante il quale fu eretto il secondo monumento, e per la prima volta le facies del terzo millennio, che erano testimoniate sino a poco tempo fa solamente dai materiali, ora sono documentati anche da 3 datazioni. Una che si riferisce all'Eneolitico medio, alla prima metà del terzo millennio, quindi alle facies di Filigosa e Monteclaro, una all'Eneolitico recente, quindi sempre alle facies di Monteclaro, che come sapete ha una lunga durata, alle facies di Abealzu, e infine abbiamo anche l'Eneolitico finale con il campaniforme. Dalle datazioni, dallo studio dei materiali e dall'esame e il riesame della documentazione stratigrafica, queste sono le fasi di frequentazione del monumento. Una prima fase che si colloca nella seconda metà del V millennio a.C., nella quale fu realizzato il primo insediamento e forse una necropoli. Dico forse perché il professor Contu nel terreno dell'Etfas trovò moltissimi materiali, fece un saggio di scavo e trovò anche dei materiali integri, quindi forse intercettò una sepoltura, una tomba fossa. Abbiamo poi una prima fase del Neolitico finale, quindi all'Ozieri I, in cui continua la vita dell'insediamento. Il San Ciriaco evolve nell'Ozieri I. Ora noi abbiamo numerosi dati per poter seguire molto bene la transizione dal Neolitico recente al Neolitico finale, così come dal Neolitico finale al Neolitico antico. Durante il Neolitico finale fu costruito il primo monumento, e questo ce lo dicono proprio i dati stratigrafici. Segue poi la frequentazione del primo monumento e dell'insediamento circostante nella fase di transizione all'Eneolitico. Tutte queste informazioni ci stanno dando un ulteriore dato importante, cioè la transizione dal mondo neolitico al mondo dell'età del rame non avviene bruscamente, ma gradualmente. Abbiamo poi una prima fase dell'Eneolitico antico, quindi quando ancora si frequentava il primo monumento, e naturalmente l'insediamento. E infine, durante l'Eneolitico antico, la costruzione del secondo monumento e la frequentazione naturalmente del monumento e dell'insediamento. Seguono le fasi del terzo millennio. La frequentazione dell'insediamento con la costruzione di nuove capanne, soprattutto nel settore orientale, quindi nell'Eneolitico medio, nell'Eneolitico recente. E poi, qui c'è un errore, scusate, non è Neolitico antico, ma è Neolitico finale, con la frequentazione del campaniforme. Diciamo che per quanto riguarda il campaniforme, non escludo che la presenza campaniforme a Monte d'Accodi possa essere anche un pochino più antica. Però questo è un discorso troppo lungo, magari in un'altra conferenza. Infine, varie fasi dell'età del bronzo, con una frequentazione che ormai diventa sporadica, così come anche quella dell'età storica. Vediamo un po' velocemente i materiali. Qui abbiamo alcuni materiali di Monte d'Accodi, della facies di San Ciriaco, e vi mostro anche dei materiali del gruppo di Presa della Corsica, che mostrano delle fortissime analogie col San Ciriaco. Oltre alle analogie formali della ceramica, c'è un altro aspetto interessantissimo,
che la Corsica e la Sardegna condividono nella seconda metà del V millennio, e cioè l'inizio del megalitismo. È un megalitismo caratterizzato da cistellitiche circondate da circoli di pietra, che noi conosciamo molto bene in Gallura, a Limuri, la Maciunita e qualche altro sito. Sono molto più numerosi in Corsica e anche molto ben datati. I nostri circoli sono datati, diciamo, per via indiretta al San Ciriaco, in base ai materiali e in base alle analogie con la Corsica. Quindi in questo periodo le due isole dialogano intensivamente, talmente intensivamente che un modello funerario, probabilmente dalla Corsica, provenendo dal continente, dall'area del Midi della Francia, arriva in Sardegna nell'ambito delle relazioni che sono di lunga tradizione e iniziate con lo scambio dell'ossidiana e in misura minore della serge. La fase Ozieri è quella, diciamo, dell'apogeo, non solo a Monte d'Accodi, ma nella Sardegna in generale. La prima metà del IV millennio segna la massima diffusione dell'ossidiana fuori dall'isola e tutto ci parla di una società molto, molto raffinata, benestante, che è responsabile della costruzione del cosiddetto Tempio Rosso. Qui abbiamo alcuni esempi, tra i quali il famoso piatto con scena di danza, come vedete le figure bitriangolari, sono figure umane, che si tengono per mano, è stato definito come l'antenato del Ballutondu della Sardegna. Questa è la planimetria dei vari saggi che fece il professor Tinè. Tinè iniziò l'intervento a Monte d'Accodi inizialmente solo per acquisire campioni per fare delle datazioni, poi proseguì lo scavo fino alle attività che portarono al restauro. Riprese un sondaggio che Contu fece nella zona centrale. Contu si fermò dopo 3 metri, trovò materiale lapideo incoerente, materiali archeologici e poi si interruppe. Il saggio fu ripreso da Tinè, che dopo 20 centimetri trovò il pavimento del Saccello, che come tutto il monumento era intonacato e dipinto di rosso. Quindi questo è il Saccello, questa è la rampa del primo monumento che, come vedete, è più piccola ma presenta lo stesso orientamento nord-sud. Questo era il saggio del menhir, che fu rinvenuto dal Contu, è scavato dal Contu, tutta quest'area era già stata scavata dal Contu, e la datazione che Tinè acquisì in realtà non poteva riferirsi alla fondazione del menhir, ma al villaggio del secondo monumento, infatti la datazione era coerente proprio con questo. Qui possiamo vedere anche la differenza tra la tessitura muraria del primo monumento rispetto al secondo. Il primo monumento ha filari irregolari di pietre di dimensioni medie, in più rifasci. Questa è una tecnica che si conosce nell'Occidente megalitico, in particolare in Spagna. E invece qua abbiamo un tratto del muro del secondo monumento in opera poligonale, più irregolare, un po' simile alla tessitura dell'architettura nuragica. Ecco di nuovo la planimetria e il particolare della Saccello con l'ingresso che è rivolto verso la rampa e uno dei buchi di palo che furono individuati e che testimoniano l'esistenza di una tettoia che doveva proteggere l'ingresso.
Uno degli aspetti che allontana Monte d'Accoddi dall'architettura delle ziggurat, che come sappiamo sono realizzate prevalentemente in muro in argilla, in mattoni d'argilla, e la scarsa presenza della terra cruda a Monte d'Accoddi, cosa che invece per esempio in altri siti, soprattutto nel Campidano, nel sud Sardegna, è molto ben attestata. Su Goddo vi ricordo che abbiamo trovato gli antenati dei sulladiri, mattoni d'argilla, che venivano utilizzati sin dal IV millennio avanti Cristo. Da Monte d'Accoddi provengono solamente dei resti di incannucciato, cioè dell'argilla con le impronte delle impronte vegetali legate probabilmente a tettoie o pareti dell'elevato delle strutture. E in questa pianta ho evidenziato la quantità dei frammenti che erano indicati nei giornali di scavi del professor Contu, quindi veramente in una misura piuttosto limitata. E arriviamo ai materiali del secondo monumento. A un certo punto, senza soluzione di continuità, il primo monumento che subì dei danneggiamenti fu inglobato in un monumento in tutto simile nel concetto, ma molto più grande, anche se meno rifinito dal punto di vista estetico, più monumentale. Questo secondo monumento ha quindi una massa muraria molto più impegnativa dal punto di vista statico, e lo scavo di Tinè ha potuto mettere in evidenza l'espediente utilizzato per contenere la massa muraria, cioè l'uso di cassoni rettangolari in muro a secco che costituiscono lo scheletro che doveva contenere questo grande tumulo, perché in fondo si tratta di un tumulo, ed è un espediente architettonico che è conosciuto anche nel megalitismo dell'Europa occidentale. Da un punto di vista della produzione materiale cambia tutto, ma cambia gradualmente, e cioè si ha una graduale perdita per quanto riguarda la ceramica della decorazione e l'introduzione della ceramica dipinta, che è diciamo, una parentesi nella preistoria sarda che caratterizza la seconda metà del IV millennio. Questa è la sonometria della ricostruzione proposta da Tinè, un primo monumento più piccolo con una rampa, un saccello sulla sommità e una piramide tronca con un parziale aggetto delle pareti. Il secondo monumento ingloba quello più antico, ha una rampa più lunga e ha la terrazza gradonata. Questi gradoni, la presenza di questi gradoni ha suscitato delle perplessità perché scarsamente documentata, soprattutto a livello di documentazione grafica e fotografica, e così come lo stesso restauro ha suscitato delle perplessità perché è abbastanza impattante. Quello che è vero è che era necessario trovare una soluzione che preservasse il saccello e l'intonaco dipinto, e quindi si è arrivato alla soluzione che tutti conoscete. Per quanto riguarda le fasi del terzo millennio, abbiamo vi mostro qualche elemento. Questi sono della fase di filigosa, in particolare questo vasetto miniaturistico, che è particolare perché ha un'imboccatura quadrata con dei forellini agli angoli e ha il suo pendant
tomba dei vasi tetrapodi di Sant'Upetru, quindi molto interessante, si tratta di vasetti di uso rituale e funerario. E poi abbiamo la fase a Bealzu. La fase a Bealzu in Sardegna è poco studiata, poco conosciuta. Abbiamo pensato una sola datazione, però tra i pochi siti abbiamo la capanna cosiddetta dello Stregone, la capanna PS, che restituì un contesto straordinario perché fu incendiata, distrutta, e quindi quello che Contu trovò fu la fotografia degli ultimi momenti di vita. Molto interessante perché questo ritrovamento è perché abbiamo un set completo dei materiali di una capanna, dal focolare realizzato con un cordone in argilla, integrato poi successivamente, probabilmente si era deteriorata con dei macinelli infissi a coltello. Il vano Q fu rinvenuto pieno di frammenti di doli, quindi possiamo ipotizzare che fosse il magazzino. Una ricostruzione, che è questa del professor Contu, a uno spiovente è motivata dalla presenza di un unico muro a doppio paramento, quindi importante, nel lato occidentale. Tra i materiali, non entro nei dettagli perché credo che mi stia allungando anche troppo, abbiamo uno dei pochissimi reperti ceramici decorati della fase di Abealzu, il famoso peso da telaio decorato con questi motivi impressi a dischi pendenti che ricordano in maniera straordinaria gli stessi rappresentati nella bellissima tomba di Mandrantine a Tiesi. Il problema però è cronologico, perché le rappresentazioni di Mandrantine rimandano al IV millennio, mentre qui siamo nella capanna dello Stregone del III millennio. Quindi il problema rimane aperto. Non escludo che questo oggetto abbia creato un falso contesto, e cioè potesse essere un oggetto più antico che sia stato tramandato di generazione in generazione. Non abbiamo una risposta. E poi vi mostro i materiali campaniformi che ho pubblicato nel 2019, che non sono molti, però è interessante notare la presenza di frammenti che potrebbero appartenere ad un unico bicchiere nello stile marittimo. Lo stile marittimo internazionale è il momento più antico del campaniforme. Quindi possiamo forse ipotizzare, anche in base ai dati stratigrafici, che la presenza campaniforme potrebbe essere anche un po' più antica dell'Eneolitico finale, ma per questo abbiamo bisogno di conferme. Al bronzo antico risale una sepoltura di un fanciullo con un cranio all'interno, collocato all'interno di questo tripode, che in realtà fu rinvenuto rovesciato, e altro elemento di corredo, questa scodella a calotta di sfera. La metallurgia a Monte d'Accoddi ha avuto sicuramente un ruolo importante. Attività metallurgica che è testimoniata con certezza dalla presenza di crogioli. Oltre a quelli editi, altri due sono documentati in una pubblicazione che trovate su Origini. Di uno abbiamo solamente il disegno, il numero 4, e di un altro solamente lo schizzo di Ercole Contu. Gli altri sono stati ridisegnati ed è stato possibile, rispetto ai disegni che erano stati pubblicati, ed è stato osservato il foro diverso. Nei vecchi disegni il foro era ellittico, e quindi è possibile che anche questo in realtà non lo sia. E qui abbiamo dei fori che sono o romboidali oppure piano convessi.
Le analisi archeometriche non distruttive realizzate con l'XRF hanno dato risultati molto interessanti. Questi sono i materiali che è stato possibile esaminare direttamente. In realtà dai giornali di scavo risulta che i materiali sono molto più numerosi, ma non sono reperibili perché si trovano probabilmente nei magazzini inaccessibili del centro di restauro della soprintendenza. Intanto qui vi mostro uno dei manufatti più antichi che fu ritrovato sotto la rampa del secondo monumento e quindi si data all'Ozieri oppure agli inizi dell'Ozieri II. Ma l'aspetto più interessante è che questi materiali che sono in rame quasi puro mostrano in 3 casi dei dati anomali, perché oltre al rame c'è una percentuale importante di argento in questo pendente. Le misurazioni sono state ripetute più volte, vanno da 15% al 16,48%, in un punteruolo intorno al 12% e in un'accetta che ha dato risultati abbastanza vari, da un minimo di 3,5 sino al 14%. Con queste percentuali possiamo ipotizzare che l'aggiunta dell'argento sia stata intenzionale con l'obiettivo di dare al manufatto un aspetto argenteo, quindi si tratta di manufatti non destinati a un uso, ma dalla forte carica simbolica. Tra le pratiche sociali, rituali e domestiche è attestata sicuramente la lavorazione dell'argilla, della pietra, dell'ocra, delle materie dure animali, ma anche la filatura e la tessitura. In particolare Monte d'Accodi è il sito prenuragico che ha restituito il maggior numero di pesi da telaio in tutta la Sardegna. Tra questi il cosiddetto ripostiglio, che fu rinvenuto a est della rampa, che conteneva all'interno di un vaso a cestello 8 pesi da telaio, quindi probabilmente un set. Come vedete da questa raffigurazione, la quantità e la varietà dei pesi contempla tutto il quadro formale della Sardegna prenuragica e quindi è di grandissimo interesse per gli studi di settore. Oltre all'analisi morfologica è stata effettuata anche l'analisi delle tracce tecniche e delle tracce d'uso. In particolare abbiamo avuto la conferma con queste abrasioni a ventaglio dell'uso dei pesi reniformi che oscillano in base alla posizione delle aste con le quali si manovra il telaio e danno questa forma di abrasione. Ugualmente quest'altro piccolo peso che per le sue dimensioni mi sono posta la domanda se avesse veramente una funzionalità, erano veramente pochi 4 centimetri. Ecco, l'analisi funzionale ha mostrato delle abrasioni in tutti i fori legati alla sospensione dei fili dell'ordito. Quindi, seppur piccolo, questo peso fu utilizzato per la realizzazione probabilmente di tessuti molto leggeri, forse delle garze. Quindi i dati della cultura materiali ci mostrano che intorno al monumento si sviluppava una vita vivace con attività domestiche e attività connesse con i rituali. E quindi attività legate all'agricoltura, all'allevamento, alla caccia, alla pesca, alla raccolta, alla trasformazione dei cereali, alla trasformazione delle materie prime. Per quanto riguarda le attività, che sono attività domestiche, ma sono sicuramente legate alla sfera rituale, collochiamo la filatura e la tessitura. La tessitura ha
un ruolo simbolico anche in santuari di età storica, ed è interessante notare che questo sia iniziato già dai tempi preistorici. Un altro villaggio con santuario, che è il secondo dopo Monte d'Accodi ad aver restituito il maggior numero di pesi, è il santuario di Viriai, nel terzo millennio a Oliena, e che quindi conferma questo aspetto simbolico della tessitura. L'uso dell'ocra è sicuramente legato ad attività domestiche, ma può aver avuto un ruolo nei rituali. L'ocra rossa diluita con l'acqua ricorda il sangue, che è simbolo della purificazione della rinascita. Abbiamo poi gesti rituali che sono documentati da un'istantanea, che è quella del bellissimo piatto di Monte d'Accodi, e che ci parla di riti comunitari. Immagino delle processioni anche che attraversavano la rampa per arrivare alla zona alta. E poi cerimonie per tutti, ma a un certo punto qualcosa cambiò, perché alla base della rampa nel terzo millennio fu edificata una capanna che il professor Contu chiama la capanna del guardiano, e che probabilmente aveva la funzione proprio di monitorare e limitare l'accesso alla parte alta del monumento, e che probabilmente era accessibile solo per determinate categorie di persone. Questo significa che la società egualitaria del Neolitico e del primo Neolitico si sta disgregando. Il terzo millennio in Sardegna è caratterizzato da un emergere della conflittualità, della competitività territoriale e l'esistenza di contrasti, probabilmente di contrasti sociali, testimoniato anche da questo. Arriviamo all'ultima scoperta sensazionale, che è quella di un dente di Capodoglio, una scoperta unica nel Mediterraneo. È il primo ritrovamento di questo genere, è un dente completo di Capodoglio, che ho pubblicato nel 2021 con Marco Zedda, che ha effettuato la determinazione. I capodogli sono dei cetacei che sono sfruttati sin dal Paleolitico inizialmente per fini alimentari, e dal Paleolitico superiore anche per la realizzazione di strumenti e opere di arte immobiliare, come questo manufatto che vi sto mostrando. Con il passare del tempo, in particolare nel Neolitico, l'importanza di questi giganti del mare cresce notevolmente, e cresce anche la sua carica simbolica, perché li ritroviamo rappresentati nei monumenti megalitici della fascia atlantica, e anche i ritrovamenti si concentrano prevalentemente lungo la fascia atlantica, oppure in misura minore nella costa occidentale del Mediterraneo. Alcuni esempi bellissimi dalla Bretagna: abbiamo il Maneloud e la Table des Marchands, che fu rinvenuta frammentaria, con frammenti che provengono da due monumenti diversi. Arrivando al Mediterraneo, resti di cetacei si trovano sin dal Neolitico antico, diciamo alla fine del Pleistocene, nella grotta del Luzzo. Andando più avanti, alla fine del Neolitico, si data invece questa parete della grotta di Cala dei Genovesi di Levanzo, in cui sono rappresentati, come vedete, dei delfini.
Nel terzo millennio, in particolare con il campaniforme, nelle fasi pre-campaniforme e campaniforme, i ritrovamenti sia di resti che di manufatti realizzati con lo sfruttamento dei capodogli aumentano. Questo è un particolare di uno studio della costa atlantica della penisola iberica. Venendo alla Sardegna, il più antico avorio proviene dalla tomba di Padruiossu, ma non si tratta di capodoglio, di avorio di capodoglio, ma di avorio di elefante, sia asiatico che africano, e anche questo è molto importante. Per arrivare al nostro capodoglio, quindi io come prima cosa feci fare una datazione al radiocarbonio, immaginando che potesse essere del terzo millennio, quindi della fase in cui questi animali sono meglio attestati. La posizione stratigrafica non ci aiutò perché questa è la posizione del ritrovamento, siamo quindi a nord, immediatamente a nord della capanna dello Stregone, e i dati di scavo indicano primo o secondo livello. Questo non mi scoraggiò perché i materiali antichi si ritrovano sino in superficie, però la datazione invece fu veramente interessante. 3638-3378 a.C. Siamo nei secoli centrali del millennio, quindi in quella fase di transizione tra il Neolitico finale e il Neolitico antico. Siamo quindi in un momento in cui esisteva ed era frequentato il primo monumento. Che cosa ci facesse un dente di capodoglio a Monte d'Accoddi non lo sappiamo, però possiamo formulare delle ipotesi. Che sia stato raccolto nella costa nella spiaggia di Platamona è l'ipotesi più plausibile, però non escludo anche che sia arrivato per via indiretta in Sardegna nell'ambito della circolazione dell'ossidiana, per esempio dalla zona del Midi francese o della Catalogna. Vi ricordo che l'ossidiana sarda arriva sino alla costa della Catalogna, anche se si tratta di ritrovamenti sporadici. Resta l'eccezionalità e l'importanza del ritrovamento, che è anche un oggetto simbolico che non fu trasformato, ma chissà, forse semplicemente deposto come gesto rituale da un frequentatore del monumento. E quindi mi avvio alla conclusione. Cosa vorrei darvi come ultime indicazioni? Innanzitutto a Monte d'Accoddi troviamo un'evoluzione graduale dal Neolitico recente in poi di una comunità che frequenta il monumento e che si trasforma gradualmente. Una transizione graduale in cui è forte, resta forte la tradizione precedente, la tradizione neolitica, con però uno sguardo al futuro che è confermato dalla presenza e dalla lavorazione dei metalli. Che cos'è Monte d'Accoddi? Proviamo a rispondere a quest'ultima domanda. Che significato ha per le comunità sarde? Forse non soltanto per le comunità sarde. È un monumento comunitario, un monumento che non può essere realizzato da una persona, ma implica uno sforzo di una comunità per la sua realizzazione. E questo aspetto, come anche la verosimile realizzazione di eventi comunitari che implicavano pasti, lo scavo di Contu e anche gli scavi successivi misero in evidenza una quantità enorme di fauna che potrebbe ricondursi proprio a queste
grandi cerimonie attrattive di un'area forse che riguarda l'intera Sardegna, e sono l'espressione di una società ricca, una società che produce più del necessario e può permettersi di reinvestire il suo surplus in opere comunitarie, in eventi comunitari. E vi ringrazio. Allora, eccoci qua, perfetto. Allora, abbiamo fatto un bel viaggio, un bel viaggio alla scoperta di questo monumento. Nel frattempo c'erano già diverse domande, mentre c'erano le slide, tantissimi complimenti e anche questa sera, devo dire, tantissimi cuoricini. Qualcuno era anche di maschio, quindi forse questo sarà per lei. Grazie, comunque apprezzo. Tanti cuoricini. Allora, io ringrazio tutti, naturalmente. Allora, ci sono tantissime sue colleghe, l'ho visto, tantissimi studenti, perché qualche nome lo conosco, gli altri non lo so, però chissà, e tantissime persone che ci stanno seguendo appassionate. Allora, come ho scritto prima in chat, questa, lo ripeto, è l'ultima diretta online di questa stagione. Noi ci rivediamo in autunno inoltrato. Ci vedremo durante l'estate negli eventi dal vivo, ci stiamo organizzando in diverse località, quindi ci vedremo in giro. Adesso è il momento delle ultime domande, quindi se avete curiosità su questo sito non si può non avere curiosità, quindi fate le domande, anche qualcuna cattiva, la professoressa, perché lei è bravissima, vedrete come vi risponde. Allora, no, non troppo cattiva, però. Non troppo cattiva, no, senza le polemiche, fate le domande senza le polemiche. Allora, adesso io torno indietro, quindi inizio da quelle fatte precedentemente, voi continuate a scrivere le domande, curiosità, anche le più semplici, insomma non vi vergognate se qualcosa non la sapete, non la capite, scrivetelo pure, non c'è problema. Allora, torniamo indietro, noi qua abbiamo anche dalla regia, possiamo vedere i commenti anche, e Vincenzo, saluti da Trani, era quello che avevamo detto. Poi, ecco, a proposito, quando abbiamo iniziato proprio, c'era l'immagine della serata, ecco qua, l'Isai, Laura, scrivo, io direi icona europea. E anche questo è Mediterraneo, sì, forse è più indicato. Però io ho voluto esprimermi proprio come icona della preistoria sarda, perché Monte d'Accoddi è proprio l'espressione della Sardegna prenuragica, cioè sarebbe sufficiente per un non esperto approfondire Monte d'Accoddi per avere uno sguardo su tutta la Sardegna. Perché su tutta la Sardegna prenuragica, chiaramente escluso le fasi antiche del Neolitico e medie del Neolitico, il Paleolitico, eccetera, però quello che caratterizza il monumento, il suo insediamento, sono dei materiali che sono sardissimi, se possiamo dirlo. Quindi, non so se qualcuno ha chiesto delle ziggurat. No, infatti per quello io sto dicendo da prima, fate delle domande anche più semplici, anche quelle più cattive, ma nessuno ha scritto ziggurat. Allora mi sta convincendo. Ma io penso che ormai sia stata abbandonata anche no, assolutamente no, perché da poco abbiamo messo una fotografia molto bella degli anni 50 del sito e sotto si è scatenato il finimondo, perché insomma, ho letto di qualsiasi cosa. Però questa sera fino adesso non ho letto, adesso mi mancano, però loro stanno continuando a scrivere, io adesso sono alle prime domande sopra, quindi dopo non lo so.
Allora, Allora, adesso leggo, come facciamo? Ce ne sono tantissime, ma... allora, no, gliele mostro io da qua, gliele mostro io da qua, gliele Sì, le faccio sto vedere qui. scorrendo anch'io, però non si può Allora, risolvere. Nemo che io ringrazio nuovamente perché domani ti iscrivo con la cosa che mi hai chiesto per iscriverti alla Caro Nemo, alla nostra associazione, quindi chiunque anche volesse entrare a far parte sarà ben lieto, così ci dà anche una mano. Quindi domani ti mando le informazioni e sei sempre con noi, quindi ti ringrazio tantissimo. In merito agli annelloni si sono fatte analisi, si hanno indicazioni sull'origine delle cavi di reperimento del materiale. Questo è interessante perché mi pare che lei non l'ha detto. Sì, allora, non l'ho detto perché purtroppo non abbiamo analisi. La materia prima è talvolta indicata in modo generico. Ci sono delle rocce verdi, ci sono delle nefriti forse, però questo è una grossissima lacuna che andrebbe infatti, perché potrebbero essere rocce non locali. Lo scisto magari no, però le rocce verdi potrebbero non essere Sì. locali. Allora, Gavino scrive anche lui una cosa interessante. Non sarebbe bello analizzare i dati reperti trovati recentemente, vista la vasta area del sito ancora da indagare, poi lui ci aggiunge il punto di domanda. Magari questa cosa qua, noi ci risentiamo nella prossima stagione, magari entriamo in modo più approfondito, magari proprio sulle analisi di, magari dei reperti più importanti. Sì, beh, allora intanto lo studio si sta portando avanti un po' a rilento perché poi la maggior parte dei materiali è nei magazzini della soprintendenza che sono inagibili, quindi si è un po' bloccata, però alcune analisi le stiamo facendo. Non abbiamo fatto sinora analisi distruttive perché non ce l'hanno permesso. Avevo fatto una selezione per fare analisi archeometriche sulle ceramiche, non è stato permesso, però stiamo facendo degli studi tecnologici e funzionali sui materiali che ci danno tantissime informazioni. Allora, una domanda gliela faccio subito, gliela faccio io, un po' cattiva. Allora, a me molte volte mi fermano e mi fanno questa domanda, quindi adesso io la rigiro. E la domanda è molto semplice. Eh, dove sono i reperti? Come mai non si vedono nei musei? Perché, come abbiamo visto prima, ci sono tanti reperti molto interessanti. Sono ancora, mi pare di capire, dentro magazzini, o sbaglio? No, allora, la maggior parte di quelli che vi ho mostrato erano esposti al Museo Sanna, Ok, solo che adesso il museo è ancora in riallestimento, proprio la sala sì. preistorica, quindi non so che decisioni prenderanno, però Ecco. prima della chiusura c'era proprio una sala dedicata a Monte d'Accoddi in cui c'erano i pesi da telaio, c'erano i manufatti Sì. metallici ed è stato un bene perché poi su quelli abbiamo potuto lavorare, perché poi gli altri sono Però diventati... ce ne sono tantissimi ancora Sì, sì, insomma, sì, nelle sono scatole. molti, però diciamo che nella accezione moderna della museologia non si riempiono le vetrine più di materiali, quindi si deve per forza fare Sì. una selezione. Allora, poi Per dire, abbiamo, quando io ho studiato per il dottorato, iniziai a studiare i materiali della capanna dello stregone, erano tutti esposti. C'era una vetrina piena però per me era stato comodissimo perché li eh, avevo a disposizione, però erano già lì. ormai non si fa più. Allora, Raffaella, io vorrei chiedere, perché non me lo ricordo, se è stata trovata traccia di un villaggio neolitico nelle vicinanze, dato che a breve distanza c'è anche la necropoli. Allora, intanto c'è il villaggio di Monte d'Acconti. In tutte le fasi ci sono strutture mal conservate, quelle del terzo millennio sono quelle meglio conservate. Quindi il villaggio con la necropoli di Monte d'Acconti, che è quella vicina, era proprio addossato alla santuario. Poi non molto lontano c'è il villaggio di Cabula Montones,
anche quello solo parzialmente indagato e solo parzialmente pubblicato, e poi ci sono tantissime emergenze che sono segnalate e che sono relative a insediamenti dei quali già conosciamo le necropoli. Allora, poi abbiamo Pedras Ossidiana. Benissimo, che domanda poteva fare? L'ossidiana ritrovata nel sito, da quale giacimento arriva? Allora, io non la vedo da molto tempo, quindi non ricordo. Non era stata ancora studiata quando poi è stata rimossa dalle vetrine e però se i dati sono quelli standard, sicuramente per la fase della prima metà del quarto millennio è verosimile che ci fosse la SA, un po' da tutti i giacimenti, ma con una buona percentuale di SA per le fasi del terzo millennio e anche del secondo monumento, una predominanza di SC, però non ho dati, ora come ora no. I materiali, Contu fece disegnare centinaia di strumenti, però è un po' complessa la questione dell'industrialitica, perché ormai uno studio non può essere fatto solo dallo strumento che è l'oggetto finito, ci manca tutto il resto per poter fare uno studio tecnologico. Quindi ci manca anche lo studio della provenienza della materia prima, totalmente, per ora totalmente assente. Allora, nel frattempo siamo in tantissimi, su YouTube siete davvero in tanti, su Facebook un po' di meno, ma su YouTube siete davvero in tanti, io vi ringrazio tantissimo. Raffaella, mentre c'erano le immagini del PowerPoint, la decorazione a tridente di quel peso, da telaio mi ricorda molti simboli dell'anticella della tomba dei tavoli d'offerta, anche quelli di Satumba, Desure di Sos Furigesos, Adanela, è così? Sì, Si assomigliano? è un motivo molto frequente nell'arte schematica del Neolitico, la ritroviamo spesso, sì. Allora, Fabio, buonasera. Esistono delle vicinanze e tracce di villaggi dello stesso periodo? Ho risposto, sì. Sì, ho risposto prima. Allora, poi abbiamo Raffaella. È stata avanzata qualche ipotesi sul significato di quella figura? Probabilmente si riferisce, io credo alle due figure col doppio triangolo, le danzatrici probabilmente nel piatto, credo. Le figure triangolari sono figure vestite, quindi non sappiamo se maschili o femminili, anche se per analogia in un caso dalla grotta di Sauca dei Studenti Rio Lumara un frammento ceramico mostra due porzioni di figurine triangolari che hanno la barba e che quindi sono maschili. Quindi sappiamo solo che sono donne e uomini che danzano e che hanno un vestito, spesso tra l'altro questi abiti sono anche abbastanza sofisticati perché mostrano delle linee che indicano delle pieghe, delle frange, delle partizioni di tessuto diverso che sottolineano anche una tessitura molto sofisticata. Allora, una domanda invece adesso la faccio io. Ci sono numerose ipotesi riguardo l'utilizzo sulle credenze religiose. C'è lei ha qualche idea sul tipo di riti che si potevano fare, non so, magari legati alla fertilità o al cielo o alla terra? Ci sono delle ipotesi, perché so che mi ricordo che Lilio qualche ipotesi l'aveva fatta. Allora, i riti del Neolitico rimandano sempre alla fertilità e
alla fecondità. Pensiamo per esempio alla stessa presenza delle statuine femminili. Però vorrei riparlare della tessitura, perché nel mondo latino, per esempio, la tessitura era la metafora del matrimonio, quindi l'unione dei fili dell'ordito e della trama. Spostandolo nella preistoria potremmo diciamo, applicare, ipotizzare un significato simile. L'intreccio dell'ordito e della trama possono ricondurci all'unione del maschile e del femminile, quindi alla fecondità e per estensione alla fertilità della terra. Sì, allora, vediamo un po'. Fabio, è possibile che il monumento fosse conosciuto in tutta la Sardegna? Bella domanda. Sì, io me lo sono chiesto spesso e non ho prove, però ne sono convinta. Certo, come giustamente disse una volta la professoressa Tanda, non abbiamo scavato tutte le collinette e quindi tanti altri Monte d'Accoddi potrebbero effettivamente esserci. Questa unicità, ricordiamoci sempre che l'archeologia e in particolare la preistoria è una scienza in divenire. Non dobbiamo affezionarci troppo alle nostre idee, alle nostre conoscenze ed essere aperti e pronti ad accettare una trasformazione, un tornare indietro nelle nostre stesse ipotesi. Io l'ho fatto per quanto riguarda la cronologia, proprio a causa di Monte d'Accoddi inizialmente, perché le datazioni di Tinè inizialmente erano state attribuite le più antiche all'Ozieri II, a Subozzieri, e le seconde al Filigosa diciamo, non per esclusione, ma per inadeguamento. E quando io scavai a Sugoddu e cercai di datare quel settore dell'insediamento che era un Subozzieri tipico e anche monofase, e quindi mi aspettavo di trovare datazione alla prima metà del quarto millennio, anche se le datazioni di Tinè erano in disaccordo con le altre datazioni che noi avevamo per l'Ozieri, che però provenivano da contesti non chiusi. Dopodiché nel 2001 sono state pubblicate le datazioni di San Benedetto di Iglesias, che è una tomba che fu scavata da Azzeni, rinvenuta col chiusino, chiusa, quindi perfettamente sigillata e con un contesto della prima metà del quarto millennio, Ozieri tipico, con una cronologia che corrispondeva a quella che Tinè attribuiva invece all'Ozieri II, a Subozzieri. E quindi sia queste datazioni, sia la riconsiderazione anche dei dati stratigrafici dello stesso Tinè mi hanno portato poi a ritornare alla vecchia ipotesi che era quella di Contu. Allora, Vincenzo chiederei alla dottoressa, secondo lei, perché questo monumento è rimasto il solo del genere, perché non si è evoluto in altre forme più complesse? Allora, perché doveva evolvere? Bravo Vincenzo. Perché era obbligatorio evolvere? È necessario avere una motivazione. Teniamo presente che Inca e Maya appartengono, oltre che a periodi molto distanti, soprattutto lontani. a società che sono paragonabili semmai a quelle delle ziggurat. Cioè delle società urbane. Ci sono degli studi bellissimi di Adams, dei vecchi studi, che studiando parallelamente le società diciamo del vicino Oriente e quelle del Centro America, che hanno prodotto delle strutture piramidali complesse, aveva una struttura sociale simile, ma totalmente diversa da quella sarda, che è neolitica. Allora, vediamo un po'.
Si ricorda di questa studentessa? Bello Anna rivederla e Maria risentire. Bureddu. Anna Maria, dammi qualche indizio. Scrivici Comunque qualche sta indizio, Anna Maria. Ma non è il finita nome qui. C'è Mirko, anche buonasera. Mirko. Poi abbiamo, vediamo un po', Gianfranco Sanna, complimenti professoressa, è stata una lezione molto esaustiva, grazie. Grazie, molto gentile. Noi ringraziamo te per essere qui in nostra compagnia. Poi abbiamo Laura, veramente interessante, grazie. Anna, molto interessante, complimenti. Poi abbiamo Gafino, la quantità enorme di conchiglie da collegare solo al consumo alimentare o anche rituale? Bellissima domanda. Questa è una bella domanda. Il mondo delle materie dure animali è un mondo straordinario. A proposito di conchiglie, noi possiamo dire che questo dipende dal tipo di conchiglia, perché ci sono delle conchiglie che hanno anche un potere nutritivo e quindi possono essere raccolte per uso alimentare, ma poi in preistoria non si butta niente e quindi anche la conchiglia viene riutilizzata per che cosa? Per oggetti d'ornamento, il cardium forato, il dentalium. A Monte d'Accodi ci sono moltissime conchiglie forate, quindi le conchiglie vengono trasformate per diventare oggetti d'ornamento ma anche strumenti. Pensate a Sugoddu, nel settore Canelles, io ho trovato un accumulo di ostriche che poi allo studio effettuato da Laura Manca sono risultate essere un'industria su ostrica, cioè erano state trasformate per diventare strumenti. Interessante questa. Allora, eccola qui, ce l'abbiamo la domanda. Fabio, diciamo almeno se è più antico il nostro monumento o le ziggurat. Allora, diciamo che il nostro monumento è più antico, però per completezza devo dire che se proprio volessimo fare un confronto col vicino Oriente, noi dovremmo andare non tanto alle ziggurat, ma a quei monumenti che si chiamano terrace buildings, cioè delle costruzioni a terrazza, che sono gli antenati delle ziggurat e che si collocano nel quinto millennio e talvolta sono anche realizzate in muro a secco, quindi semmai hanno più analogie con il nostro, ma per poter perché le analogie diventino o abbiano un significato scientifico, è necessario che tra due località così distanti ci sia la prova scientifica di una relazione di qualche genere, e cioè la presenza di materiali o materie prime orientali in Sardegna oppure sarde nel vicino Oriente, cosa che finora, e sottolineo finora, non esiste. I materiali ritrovati a Monte d'Accodi non sono esotici, arricchiscono il repertorio degli indicatori culturali della Sardegna prenuragica, ma non ci portano all'Oriente. E attenzione, non sono sufficienti i confronti formali, perché esiste ancora qualcuno che impiega del tempo a evidenziare i confronti formali tra forme ceramiche e sarde con il mondo della Mesopotamia vicino orientale, però sono totalmente inutili. Ormai noi siamo da decenni nel mondo della scienza archeologica. La scienza archeologica è quella che fonda le proprie ipotesi sui dati scientifici. I dati scientifici, in questo caso, i dati scientifici necessari sono le analisi di provenienza delle materie prime. Sì. Delle materie prime o dei manufatti, ecco. Sì. Allora, Antonella fa i complimenti. Mirko ci scrive, allora, li saluta nuovamente e aggiunge: cosa si sa del villaggio neolitico? Sono previste campagne di scavo?
Grazie professoressa e buon lavoro. Grazie Mirko. Allora, campagne di scafo, no, per ora no, non so che io sappia. Per quanto riguarda il villaggio neolitico, oltre alle capanne che non vi ho descritto per non dilungarmi troppo, le capanne in muro a secco a est del villaggio, una di queste, oltre a quella dello stregone, una di queste ricorda, è sezionata perché è stata scavata per metà, ricorda un po' le capanne di Serralinta del lago Modeo. Invece nella zona del menhir, quindi a ovest della rampa, lo scavo di Tinè ha messo in luce delle sottostrutture, in particolare una sottostruttura ellittica, in tutto simili a quelle del Campidano, a quelle di Sugoddu, per esempio, di Terramagni. Allora, Nemo ci chiede, qua fa una bella ipotesi, se invece di una struttura a sezioni ortogonali fosse a sezioni circolari, troverebbe la stessa unicità sia nell'isola che nelle aree mediterranee? Cioè, stiamo parlando di sezione in orizzontale? Credo di sì. La struttura a sezioni... La struttura circolare. Immagino che sia così. Sì, beh, diciamo che anche in questo caso, come in quello reale, il rimando è al megalitismo occidentale, che ha strutture gradonate sia su pianta quadrangolare che su pianta circolare. Allora, poi Archie Walker che ci scrive: il Museo Sannio in riallestimento riaprirà tra poco. Benissimo. Allora, sì, sì. Allora, mentre Raffaella, forse quello che avevamo detto prima, la sua domanda che non aveva specificato, no, intendevo il tridente. Adesso però non mi ricordo più qual era la domanda. Infatti adesso non mi ricordo. Raffaella, vediamo un po' se la trovo. Ecco qua, la domanda era: è stata avanzata qualche ipotesi sul significato di quella figura, quindi era il tridente. Sì, allora le figure a tridente possono essere considerate delle stilizzazioni della figura umana, sono chiamate anche ancoriformi, però anche quando hanno un altro elemento, si chiamano pettiniformi, sono la stilizzazione di animali. Allora, facciamo l'ultima considerazione. Fabio dice: forse si sposavano a Monte d'Accordi. Eh sì, può essere. Può essere. Vero? La festa, tutti gli invitati, bello. Mi piace pensare. Allora, poi, grazie professoressa, veramente esaustiva, serata veramente interessante. Io ti ringrazio tantissimo, ti ringraziamo. Ok, terminiamo qui perché sono già le 22:37. Io voglio ringraziare tutti quanti voi che ci avete seguito questa sera, ma anche chi ci ha seguito magari anche nelle altre serate. Voglio ricordare chi sono stati gli ospiti perché voglio ringraziarli. Qualcuno ci sta anche seguendo. Grazie, bellissima lezione Vincenzo, grazie Vincenzo. Io vorrei ringraziare, abbiamo iniziato a febbraio con Archeomilla, abbiamo parlato lì del sito in Medio Oriente Göbekli Tepe, poi l'eccezionale Diego Serra, Vindice Lecis del romanzo, poi abbiamo avuto Matteo Pischedda, eccezionale, Fabio Serra, Valentina Basile, Mariana Sanasi, Giacomo Cavalier, Stefano Medas, Pascal Arnaud, Veronica Venco, Mauro Perra, Giovanna Fundoni, questa sera Maria Grazia Melis, e ci sarà invece non in diretta ma una registrazione di un collega della professoressa dell'Università di Sassari, e la registrazione ve la proporrò martedì prossimo, quindi non sarà con noi il professore, ma vedrete la registrazione, e con quella quindi poi concluderemo tutta questa stagione. Io la ringrazio tantissimo, è stato davvero
una bellissima serata, ha levato tante curiosità a tantissime persone. Buonasera a tutti, Pedro. Io la ringrazio tantissimo, ci sentiamo voi presto. dell'accoglienza, mi ha fatto molto piacere, veramente. Grazie anche delle belle parole, vi ringrazio. No, noi ringraziamo a lei, ringrazio tutti quanti, buonanotte, ci vediamo presto. Grazie a tutti. Arrivederci a tutti.